L'Officina Nuovi Fattori Produttivi e Nuova Imprenditorialità è stata costituita con l'obiettivo di indagare e riflettere sulla ricchezza imprenditoriale della nostra regione, che ha una forte base manifatturiera, ma può contare anche su altre risorse importanti, magari meno scontate dal punto di vista imprenditoriale, come l'arte, la cultura, il patrimonio naturalistico, il patrimonio storico, quello industriale. Abbiamo studiato le dinamiche delle imprese negli ultimi 15 anni e abbiamo analizzato settori e opportunità emergenti in chiave interdisciplinare, con il contributo quindi di competenze di varia natura, di tipo economico-aziendale, umanistico, scientifico, provenienti dai vari dipartimenti del nostro Ateneo. I risultati che abbiamo evidenziato sono molto interessanti e il primo di tutto, il primo fra questi risultati è il fatto che la regione Friuli-Venezia Giulia si innestava in questo percorso di evoluzione che era già in atto nelle altre aree più sviluppate d'Italia, quindi si emerge come il Friuli-Venezia Giulia riesce a stare al passo a quelle che sono le migliori pratiche. E queste migliori pratiche, bene o male, si strutturano in tre grandi direttrici. La prima ha a che fare con l'aumento della dimensione media aziendale, che significa che mentre il numero totale di aziende in regione diminuiva, il numero di occupati restava costante, quindi l'azienda media friulana tendeva a crescere come numero di occupati e quindi a strutturarsi di più. Un fenomeno che è molto evidente soprattutto nel settore manifatturiero. La seconda direttrice riguarda l'export e un po' fa il paio a quanto abbiamo appena detto. Anche qui nei 3 lustri l'export complessivo della regione è cresciuto, però è il risultato del lavoro di un numero minore di aziende. Di nuovo, i player internazionali che lavorano e che operano nella nostra regione sono minori rispetto a 20 anni fa, per esempio, ma ognuno di essi produce molto di più di prima, è molto più capace di stare sul mercato internazionale. La terza direttrice è che si innesta in qualche modo con quelle precedenti e spiega in parte alcune dinamiche di quelle precedenti, riguarda quello che noi chiamiamo terziario avanzato, cioè tutto quell'insieme di aziende che forniscono servizi ad alto valore aggiunto alle aziende. In particolare ci interessano da un lato i KIPS, ovvero i Knowledge Intensive Business Services, aziende che prendono il sapere di frontiera del loro settore, pensiamo al biotech, all'ingegneria dei materiali o all'ambito finanziario, e trasferiscono come fosse una commodity questo sapere all'interno delle aziende che ne fanno richiesta. Dall'altro abbiamo uno sviluppo del settore avanzato nell'ambito artistico-culturale, che è stato capace di evolvere utilizzando quelli che sono gli asset materiali, pensiamo agli elementi che caratterizzano un paesaggio, o immateriali, pensiamo alle tradizioni piuttosto che alle relazioni sociali, per creare beni e servizi a maggior valore aggiunto. Ecco, questo è il quadro che abbiamo ricostruito fino ad oggi. Evidentemente si tratta di una fotografia del passato, considerata la crisi che stiamo attraversando. Tuttavia, questa è una fotografia che ci dice almeno 2 cose assolutamente rilevanti oggi. Ci dice come questo territorio ha affrontato le crisi del recente passato e ci dice anche con quali risorse può fronteggiare quella attuale. Sicuramente la situazione oggi è complicata e si tratta di una crisi diversa rispetto a quelle del passato e alcuni comparti stanno soffrendo più di altri. Tuttavia possiamo dire da un lato che abbiamo avvertito fin da subito la voglia di affrontare le difficoltà con nuove soluzioni. In tutti i settori, da quello manifatturiero a quello culturale, al sanitario, alla formazione, al commercio, sono state messe in campo subito molte energie per gestire una situazione nuova e sicuramente inaspettata. Dall'altro lato riteniamo che proprio alcuni dei comparti che si sono sviluppati in regione in questi anni siano fondamentali oggi perché sono popolati proprio da imprese che si occupano di digitale, di innovazione, di creatività, che sono elementi importanti, centrali per ripensare processi, per ripensare prodotti, relazioni, la distribuzione, i modi di lavorare per renderli più adatti a questo nuovo contesto e immaginare nuove strategie anche per imprese e settori più tradizionali.
Pensiamo, solo per fare un paio di esempi, a quanta rilevanza ha assunto il commercio elettronico o lo smart working oggi. Quindi dal nostro punto di vista ci sono gli ingredienti per affrontare la crisi e progettare anche il post, facendo tesoro delle risorse che abbiamo, ma anche di quanto abbiamo imparato, di stiamo imparando in questo momento e delle soluzioni che abbiamo avviato nell'emergenza. In particolare ci preme sottolineare quanto durante questa fase di lockdown, di chiusura, soprattutto bisogna dire stimolati dalle associazioni di categoria, per molti imprenditori questo periodo è stato un periodo è coinciso in qualche modo con una riflessione sia dei modelli di business sia dei modelli organizzativi interni. In particolare da molti è stato evidenziato quanto questa crisi speriamo possa portare a ripensare in qualche modo, a far crescere quelle che sono le relazioni fra aziende e territorio, sia in termini quantitativi che qualitativi, in una logica che sia più di cooperazione che di competizione. Non da ultimo speriamo che anche questa crisi porti anche un po' a ripensare il ruolo che ha l'ambiente, poiché un territorio più sano, un territorio più bello è anche un luogo in cui si lavora meglio, è un luogo che favorisce sia la produttività che probabilmente anche i processi creativi delle aziende.